Mi sono preso cura di lui perché mi sembrava giusto, perché quelle cose che lui avrebbe fatto per me, se fosse stato bene, io adesso avrei dovuto farle per lui. Mattia Piccoli ha 12 anni ed è già alfiere della Repubblica Italiana, un riconoscimento conferito dal presidente Mattarella in persona per l'aiuto che ha offerto e continua ad offrire al Papa Paolo, al quale i sintomi di Alzheimer precoce cominciarono a manifestarsi all'età di 40 anni. Ci raccontiamo un po' come va la giornata, lui dice sempre che ci vuole bene, che vorrebbe essere a casa con noi e fa male vederlo lì, però Mattia è apparso in diretta nel nostro notiziario assieme alla mamma Michela, che ha raccontato come ha aiutato i due figli a convivere e ad accettare la malattia del papà. Li ho presi un po' per mano e uno in un modo, uno in un altro, ovviamente perché avendo età differenti ho iniziato un po' a raccontare di cosa soffriva il papà, che c'erano queste problematiche, ma che nonostante tutto il papà, anche se non stava bene, gli avrebbe sempre voluto lo stesso identico bene di prima. Nel 2019 Paolo, che ora è ospite di una struttura residenziale, era intervenuto ai nostri microfoni per raccontare la sua storia, le sue paure. Mi dispiace per i miei bambini che non riesco più a gestire con affetti, con cose che mi vengono ogni giorno. E ho sempre paura comunque di non essere a livello, stare vivo. Io spero che questa rinnovata notorietà possa portare a riconoscimento innanzitutto alla figura del caregiver che si occupa delle persone ammalate, che a volte è chiuso nel suo guscio e non sa neanche come fare per chiedere aiuto. Quindi mi auguro che le istituzioni possano veramente pensare di dare il giusto sostegno a questa figura e soprattutto che la malattia neurodegenerativa, neurologica venga equiparata alle altre malattie.